Però il tema di questo convegno, che è molto interessante, è proprio il fatto come prevenire certe questioni. Noi in Commissione abbiamo iniziato una indagine conoscitiva proprio per capire se abbiamo sistemi di monitoraggio e strumenti poi per affrontare il cambiamento climatico. Perché a fronte di un cambiamento climatico che esiste, l'uomo deve adattarsi. Come ha sempre fatto, l'uomo è l'animale col più alto spirito di adattamento, tant'è che l'uomo vive dai poli all'equatore. E è proprio grazie alla scienza, alla ricerca e alla tecnica che deve affrontare anche queste nuove situazioni che derivano dal cambiamento climatico. La xylella è stata la prima, il granchio blu è una di queste, ma non sarà l'ultima. Dovremo cominciare appunto a far fronte a tutte queste nuove insidie che arrivano con un clima che è cambiato. L'uomo dovrà dotarsi di tutto ciò e noi vogliamo che sul territorio, ma anche il Parlamento, si renda conto se oggi è pronto ad affrontare questo oppure se necessita di strumenti. Penso anche non dico il confronto, ma all'incontro che ho avuto col Ministro Calderone per capire anche gli strumenti poi per i dipendenti delle aziende agricole, per capire se sono in grado di intercettare anche questi nuovi bisogni. E credo che sia una questione che poi, al di là di parlare sempre di green, parlare di new economy e quant'altro, serva per affrontare i problemi appunto di petto e risolverli. Delle prime antenne bisogna reagire immediatamente, perché se l'anno scorso abbiamo prestato 10.000 quintali, forse un campanello doveva già suonare anche l'anno scorso, no? In realtà invece il campanello suona a metà luglio e subito ai primi di agosto un CDM stanzia i primi quasi 3 milioni. Ma quello che dobbiamo arrivare è alla vera prevenzione, cioè a capire i fenomeni prima che accadano, altrimenti sarà sempre un rincorrere e sempre un seguire. Possiamo solo affidarci a quella che fino ad oggi è stata la ricerca, piuttosto che l'esperienza di altri territori che hanno già avuto a che fare con questo problema. Noi siamo a raccogliere quelle che sono le informazioni, quello che può essere un sunto delle attività già svolte altrove per tentare di dare delle risposte minime per la ripartenza di questo territorio e attuare una strategia, avere un obiettivo finale che possa dare un pochettino di speranza alle aziende. Abbiamo avuto tanti pareri politici, istituzionali, eccetera, però diciamo che si va sempre a finire che si parla di lo possiamo mangiare, quanto ne dobbiamo mangiare, le ricette, questo. Noi come Pescagri-CIA nazionale, in questo caso del Veneto, non vogliamo fermarci qui, perché i pescatori hanno bisogno di risposte concrete, perché sì, è vero che si può mangiare, ma poi la parola sarà agli esperti, perché oggi abbiamo illustri veterinari, biologi marini, eccetera. Però dobbiamo anche pensare che le quantità sono tantissime, che è una specie veramente distruttiva e che dobbiamo perciò trovare dei rimedi velocemente. Ai pescatori che tirano su quintali nelle ceste di granchio blu e che in queste ceste trovano sì e no 3 vongole, magari anche mangiate, si fa fatica a dirgli portate pazienza, faremo così, faremo colà. Io credo che sia il momento di prendere delle decisioni. Io faccio sempre l'appello alle altre associazioni di categoria, perché io non sono gelosa degli altri, ma io dico che mettersi insieme sia una cosa molto importante. Quando ci sono dei problemi grandi bisogna stare uniti, se si vuole bene all'associazione e ai propri iscritti, altrimenti faremo i primi della classe ma non facciamo niente. Dobbiamo essere partecipi a quello che è lo scenario che ci si prospetta, la conoscenza, soprattutto un monitoraggio di quello che è stato, che è e che potrebbe anche essere in maniera negativa il granchio blu nel nostro territorio. Sappiamo che andiamo a attenzionare 1.500-1.600 partite IVA e quindi famiglie che devono lavorare, che lavorano su questo settore, quindi dobbiamo avere l'asticella molto alta su quello che è l'attenzione, lo studio e soprattutto quello che è il monitoraggio di questo fenomeno che ormai sta diventando endemico, perché
dove ci muoviamo il granchio blu lo si vede da tutte le parti, purtroppo anche tutte le dimensioni. Detto questo, dobbiamo capire, in questi tavoli sono importantissimi, apposta l'abbiamo fatto, abbiamo ben volentieri accettato di essere ospitanti di questo convegno che andrà a sviscerare quello che è un po' tutto il chiamiamolo parterre di istituzioni, parterre tecnico-scientifico per quello che può essere addirittura la soluzione, cioè quello che può essere la soluzione, quello che può essere una pseudo strada da percorrere. Dobbiamo intercettarla, dobbiamo capirla e magari che diventi anche questo fenomeno diventi anche un'opportunità, visto che stiamo parlando di un crostaceo, stiamo parlando di un animale che è commestibile e quindi che si possa anche pensare di creare una filiera parallela a quello che è il toglierlo dal mare perché va a danneggiare i nostri impianti di vongole e cozze, ma che soprattutto sia anche un qualcosa che possa essere remunerativo. Noi abbiamo questa sfida oggi. È un problema molto serio e non è semplice da risolvere. L'abbiamo, posso dire, preso subito in considerazione come un problema grosso per tutto il nostro territorio, in particolar modo il delta del Po polesano, che tra l'altro subisce a sua volta il danno maggiore perché qui c'è il distretto ittico più importante d'Europa. 2000 imprese, probabilmente anche più, stanno soffrendo. Un danno di questo più volte definito alieno, questo granchio blu, cui già il ministro sin da subito, il ministro Lollobrigida, ha voluto con quei 2.900.000 euro dare un contributo concreto, poi successivamente ora con altri 10 milioni di euro, che sono cifre importanti, ma di fronte a un problema 1000 volte più serio si fa fatica a far fronte a quelle che sono le problematiche di queste aziende. Pertanto è una prima fase che si cerca di capire anche attraverso soluzioni che possano estirpare il problema di questo predatore, perché non è solo contribuiamo economicamente, che è giusto farlo e va bene farlo perché le imprese devono vivere, devono far fronte alle difficoltà di questa calamità. Però dobbiamo trovare, sia coinvolgendo come è stato fatto le università, per trovare qualcosa che, come ho detto prima, estirpi il problema, sposti questo predatore che grazie anche purtroppo al cambiamento climatico ha trovato un habitat particolarmente qui da noi, che è il mio territorio, molto favorevole al suo sviluppo. È noto a tutti che una femmina arriva veramente a far nascere 8 milioni di granchi, quindi capite bene quanto serio sia il problema. Tradotto, in questa fase non posso che dire il governo, il ministro, tutti siamo allerta e attenzionati sul problema e in una sorta di work in progress cerchiamo di risolverlo e trovare le soluzioni migliori. No, perché so che Allora io non rubo altro tempo, ringrazio nuovamente tutti i relatori che interverranno dopo, ringrazio sia Pescarli per aver organizzato, per quanto mi compete, di essere a fianco del compartimento produttivo del mondo della pesca e di tutto quello che poi che questo tipo di crostaceo possa tutti i granchi blu per far poi scomparire le vongole, però è un primo passo perché i nostri pescatori che spero vi ringrazio e quindi torno la parola alla dottoressa Fusco e rimango a disposizione. Grazie ancora. Grazie al sindaco. Nel frattempo è arrivato il senatore De Carlo, che ringrazia il nostro presidente della Commissione Agricoltura e Pesca, che dopo farà le conclusioni su questa giornata molto un po' di più la vongola, però il rischio è enorme, cioè essere esposti per 2 anni e mezzo con il prodotto, con il sabato
Era una semina già svezzata e i granchi, il nemico in quel caso era il granchio di laguna, il nostro granchio, quello dal quale si fanno le molecche, per capirci, e del prodotto maturo. Se arrivava una moria ci superava in qualche maniera, perché l'anno dopo si poteva ricomprare la semina, rilanciare il successo. Circa dal 2012-2014 la semina ha cominciato a sparire. Uso questo termine perché è così, perché in questi ultimi anni la semina naturale hanno cominciato a comprare dai centri di riproduzione, così come era arrivato il primo lotto di semina. È una semina molto piccola, bisogna